Allora, le ragioni, brevemente, le ragioni per le quali un gruppo di associazioni laiche si è ritrovato per questo convegno nasce dal fatto che una certa situazione politica, ideologica del nostro Paese da qualche tempo ha virato nel senso di un revival autentico di clericalismo. Nell'usare questa parola sembra dover riscoprire tematiche che noi pensavamo consegnate alla storia. E oggi, anche con un certo imbarazzo, se volete, ci possiamo definire anticlericali. Ma l'anticlericalismo nasce in quanto esiste un clericalismo, cioè esiste qualcosa che rispetto alla storia, rispetto alla civiltà politica, pensavamo dovesse essere completamente superato. Ed ecco che, poiché questo non avviene, evidentemente c'è una ragione profonda perché si riscoprano e si riaffermino certi valori che sono alla base di qualsiasi convivenza civile e alla base della moderna civiltà politica in tutti i paesi che si definiscono tali. Noi abbiamo assistito nell'anno del Giubileo a una sorta di trionfalismo ecumenico che è andato al di là della semplice propaganda di valori religiosi rispetto ai quali noi non abbiamo nessun motivo di contesa, ma sono motivi di un temporalismo che effettivamente noi riteniamo estremamente pericoloso, perché poi dietro questo trionfalismo legato alla scadenza giubilare abbiamo avuto le prese di posizione di un cardinale Biffi nei confronti di una certa immigrazione che dovrebbe essere riservata solo ai cattolici, e qui naturalmente interviene una discriminante pesante in tema religioso. Abbiamo l'attacco alla scuola pubblica per favorire la scuola privata. Noi siamo sempre e restiamo dell'avviso che l'articolo 33 della Costituzione sia tuttora valido. La libertà che la nostra Costituzione, che la nostra civiltà politica assicura a qualsiasi scuola, a qualsiasi pensiero di manifestarsi, non può essere certamente contrabbandata come libertà di godere di un finanziamento particolare da parte dello Stato laico. Abbiamo avuto la proposta del Cardinal Martini di un aumento delle ore di religione. Noi riteniamo che la religione debba essere un esercizio che va condotto liberamente ma al di fuori della scuola. La scuola non deve avere mai una caratteristica confessionale, non può avere assolutamente una predilezione per questo o per quella confessione, anche se sappiamo benissimo l'importanza che la confessione cattolica ha avuto nel nostro paese per fatti storici a tutti ben noti. Ma questo non può significare, noi siamo per l'abolizione dell'ora di religione, sostituendola eventualmente, ed è la petizione che qui a Treviso noi abbiamo promosso, eventualmente sostituendola con un'ora di storia delle religioni, cioè con un'ora di cultura storica che non ha niente a che vedere con la cultura confessionale, che deve essere esplicata, attuata, seguita in tutt'altri ambienti, da tutt'altre persone, al di fuori di un servizio pubblico qual è, come riteniamo noi debba essere la scuola. C'è poi il pesantissimo attacco che è venuto alla nostra tradizione risorgimentale da parte direttamente dell'alta gerarchia cattolica attraverso la canonizzazione di Pio IX.
Io ritengo che questo è, indipendentemente dai meriti religiosi del Papa Pio IX, un autentico schiaffo alla nazione italiana. Perché? Perché i valori che ha difeso, che ha propugnato, per i quali si è battuto tenacemente Pio IX, sono i valori che il nostro risorgimento ha combattuto, nei quali una certa, e non solo la parte laica, ma anche la stessa parte cattolica illuminata ha potuto manifestarsi. Pensiamo solamente ai grandi nomi di Manzoni o ai nomi di Carlo Arturo Jemolo. L'offesa non è, io dico, solamente alla parte laica del nostro paese, è l'offesa anche alla parte religiosa, anche alla parte credente, che pure, essendo credente, ha difeso determinati principi di tolleranza, di eguaglianza delle fedi, di libertà di pensiero. E ci sono poi tutti i pesanti interventi per quanto riguarda problemi scientifici, le biotecnologie, come oggi si dice. Non voglio naturalmente entrare nel tema, ma sono tutti temi nei quali il pesante intervento della Chiesa cattolica prefigura già delle soluzioni che invece noi da laici riteniamo debbano essere ricercate con pazienza, con discussione, con razionalità, nel confronto certamente anche con i credenti, ma nel confronto non attraverso diktat autoritari, attraverso principi assiomatici che non si possono assolutamente discutere. Ed ecco, non c'è poi tutto il problema del diritto familiare, del diritto personale, sul quale per brevità sorvolo. Prima di dare la parola, io chiudo per non rubarvi troppo tempo, prima di darvi vorrei pregare qui la signorina Orlando di leggere una lettera che in un certo senso compendia i principi per i quali noi ci siamo mossi e i principi per i quali noi difendiamo la nostra laicità. Grazie. Prego, signora. Una definizione del pensiero laico come portavoce del circolo Bertrand Russell. Oggi per molte persone la parola laico è sinonimo di anticlericale ateo. Invece si può essere credenti e contemporaneamente laici. Il pensiero laico però richiede una visione del mondo che separa la sfera politica e legislativa dallo Stato e quella spirituale delle chiese. In una società libera e democratica, lo Stato laico dovrà garantire la massima libertà e uguaglianza a tutte le religioni e anche a chi credente non è. Ad esempio, un cattolico può non divorziare per fedeltà ai suoi precetti religiosi, ma non può imporre il suo credo a chi credente non è o appartiene ad altre confessioni. In uno Stato laico e democratico tutte le religioni devono godere della massima libertà, ma non devono assolutamente chiedere privilegi che creano disuguaglianze. Il clero di ogni religione deve essere mantenuto dai propri credenti, non indirettamente o direttamente dallo Stato, che è di tutti i cittadini. Ecco perché molti cattolici laici, coerenti con il loro laicismo, sono contrari al concordato Stato-Chiesa cattolica. Se il concordato fosse abolito, dicono proprio questi laici cattolici, ne guadagnerebbe anche la spiritualità della Chiesa e dei suoi credenti. I cattolici certo non si misurano dal numero, il 90% è pagano e materialista senza saperlo, ma dalla loro vera spiritualità e coerenza evangelica. E questo era il pensiero di un famoso cattolico laico, lo storico e giurista Carlo Arturo Jemolo, autore di Chiesa e Stato in Italia negli ultimi 100 anni, pubblicato a Roma nel 1949. La Chiesa cattolica, con le sue ingerenze nella politica italiana, ha invece creato una classe politica rivista, di destra o di centro o di sinistra, che ha venduto ogni ideale laico per una manciata di voti cattolici. Adesso vorrei invitare il signor Soldi in rappresentanza dell'Associazione Libero Pensiero Giordano Bruno a svolgere la prima relazione. Grazie. Grazie.
combatte da oltre mezzo secolo per contribuire alla laicizzazione di questo Paese. E significative sono state tutte le sue prese di posizione a riguardo di numerosissime battaglie civili. Ne cito alcune: il riconoscimento legale dell'obiezione di coscienza, l'introduzione del divorzio, l'interruzione volontaria della gravidanza, la revisione del concordato, la difesa della scuola pubblica e soprattutto per la diffusione della cremazione in Italia. Per quanto concerne quest'ultima attività, l'avvocato Segre è stato fino a poco tempo fa presidente della Federazione Italiana per la Cremazione. A lui va tutta la mia sincera gratitudine, poiché mi ha costantemente sostenuto e spronato a divulgare in questa parte del Paese il rito della cremazione, il che mi consente di dichiararmi, almeno idealmente, suo del filo da quasi un lustro. Egli mi ha inoltre delegato a rappresentare qui, oggi, l'Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno, di cui è presidente, e, sperando di essere all'altezza del compito assegnatomi, sottolineo che trovo una personale identificazione nei principi di questa associazione, i quali oltretutto sono egregiamente garantiti dal grande nome che la contraddistingue. Per cominciare vorrei ricordare che un paio di decine di secoli fa è iniziato un processo che ha dimostrato al mondo come si possa progressivamente conquistare un immenso potere a suon di metafore trite. E poiché da allora nel profondo dell'animo umano sembra non sia cambiato molto, nella sola speranza di farvi capire e non in quella di rincorrere il potere, ho deciso di cominciare adottando lo stesso sistema, e cioè leggendo il breve sunto di una argutissima favola. C'era una volta un imperatore molto ricco, il quale spendeva il suo denaro esclusivamente per farsi bello. Non si poneva inoltre alcun problema su come funzionasse l'esercito o di come venissero amministrati i beni del suo regno. Lui, insomma, si curava solamente dei suoi abiti. A ogni ora del giorno compariva con vestiti sempre nuovi ed impeccabili, tant'è che quando non era in circolazione si sapeva benissimo lo stesso dov'era, in camera a cambiarsi. Un giorno però alla corte dell'imperatore si presentarono due bricconi che si spaccavano per sarti, i quali sostenevano di possedere una stoffa meravigliosa e leggerissima. Questa stoffa aveva inoltre una particolarità: non era visibile agli stupidi e a chi non faceva il proprio dovere. L'imperatore, venuto a sapere della presenza dei famosi tessitori, volle naturalmente contattarli subito per farsi fare un abito nuovo. Inoltre pensò: possedendo un tale vestito potrò sapere chi fa il proprio dovere ed inoltre distinguere gli intelligenti dagli stupidi. Incaricò così due furfanti che si misero all'opera. Dopo qualche tempo l'imperatore mandò un suo ministro a verificare come stesse procedendo il lavoro e quest'ultimo, pur non vedendo nulla, ma ben sapendo che avrebbe corso il rischio di essere screditato a corte, ammirò ed elogiò compiaciuto il vestito che non c'era. Passò dell'altro tempo e il lavoro proseguiva. Giorno dopo giorno ciascuno di coloro che veniva mandato a verificare che punto fossero i sarti riportava all'imperatore la notizia di una magnificenza senza eguali. Era senz'altro l'abito più bello del mondo. Lo stesso popolo, sbirciando nella sartoria, aveva visto la bellezza e i colori di quel meraviglioso vestito. Un bel giorno, finalmente, il vestito fu pronto. L'imperatore, come tutti d'altronde, non vedeva l'abito nuovo, ma ugualmente lo indossò per non fare la figura dello stupido. Uscì quindi tra la folla per farsi ammirare e tutti immediatamente osannarono la sua eleganza. Un solo bambino ebbe il coraggio di gridare all'imperatore che era nudo, mentre il popolo continuò ad ossequiarlo finché egli non scomparve alla loro vista. Questa è, per sommi capi, i vestiti nuovi dell'imperatore di Hans Christian Andersen. In questa delicata favola sta rinchiusa, a mio avviso, tutta la filosofia di vita di quella vastissima fetta di umanità che si compiace da sempre di praticare l'autocastrazione. Cosa ci può essere di più triste, infatti, dell'occultare a se stessi ciò che di più tangibile e reale abbiamo davanti? Non è assolutamente mio obiettivo screditare la metafisica o il trascendente, ma mi piacerebbe piuttosto che si iniziasse a scindere in maniera netta e precisa dalla realtà, perché un conto è confrontarsi quotidianamente con il mondo e tutte le difficoltà che esso ci procura. Un conto è essere i succubi dei vestiti trasparenti. Per tornare quindi alla concretezza, vorrei raccontarvi adesso una mia personale esperienza che vissi nell'autunno del 1995. All'epoca ero consigliere comunale di Conegliano, la cittadina dove sono nato e dove tuttora risiedo. Il sindaco, l'ingegner Achille Gibson, si era insediato da circa 6 mesi e, per verificare il grado di popolarità acquisito, volle incontrare a cadenze settimanali i cittadini in diversi plessi scolastici del Coneglianese. Già da alcuni mesi mi stavo interessando di cimiteri e cremazione, tant'è che feci al sindaco una testa così sull'argomento. Lui mi diede corda al punto che, nella prima uscita pubblica che facemmo, inaspettatamente e a bruciapelo, chiese alla sala gremita di gente se fossero più o meno favorevoli alla cremazione. Mi ricordo che mi sentii gelare il sangue.
Ciò nonostante la risposta fu una levata generale di mani a favore del rito cremazionista. Non lo dimenticherò mai. Contemporaneamente però un prete seduto tra la gente, tale Don Giacomo, scattò in piedi tra il mare di braccia alzate ed ebbe il coraggio di gridare infervorito che la domanda posta dal sindaco era antistorica e contro la nostra cultura. Il sindaco cambiò l'ordine dei fattori, ma sostanzialmente rifece subito una domanda identica alla prima. Alla seconda domanda sullo stesso argomento, dopo l'intervento del prete, si sollevarono solamente 4 o 5 mani. In sostanza mi chiedo, come possiamo parlare di pensiero laico se prima non c'è una libertà dai condizionamenti del tipo di quelli che ho appena evidenziato? Ho il vago sospetto che la gente abbia le idee estremamente chiare. Quello che gli manca è il coraggio e lo spazio per esprimersi. Non c'è praticamente assolutamente la possibilità di partecipare in qualsiasi contesto sociale ad armi pari. L'ignoranza coltivata, nel senso letterale del termine e non in tono spregiativo, sommata a ogni forma di subdolo ricatto morale, sono la realtà costante su cui si confronta ogni giorno tutto il popolo italiano. In sostanza sono stati costruiti i poveri di spirito ad hoc. Queste, secondo me, sono le principali cause che ci impediscono di vivere in un paese civile. A proposito di civiltà, vorrei ricordare un pensiero che mi è particolarmente caro di William Gladstone, che fu un primo ministro inglese del 1800. Mostratemi il modo in cui una nazione o una società si occupa dei suoi morti, e io vi dirò con una ragionevole esattezza i sentimenti delicati del suo popolo e la fedeltà verso un ideale elevato. Poiché sono diventato un discreto conoscitore di problemi cimiteriali, vorrei fare un genericissimo excursus su cosa avviene invece in Italia nello sconosciuto mondo dei morti, sottolineando che mi rendo disponibile a relazionare in qualsiasi momento e dettagliatamente la miriade di scandalose violazioni legali che riguardano questo specifico settore. Per cominciare sottolineo una volta in più che i nostri cimiteri, a causa soprattutto delle incurie in cui sono sempre stati gestiti, sono delle autentiche bombe batteriologiche. Io li ho ribattezzati discariche dei sentimenti, anche se di contro so che essi sono un preciso ed indispensabile riferimento alla nostra storia e per l'appunto ai nostri sentimenti. Su questi ultimi in particolare si è sempre giocato in maniera spudorata, tant'è che su questo triste argomento si è sempre sottilmente lavorato perché la gente non potesse assolutamente fare scelte libere e ragionate. Un assessore di Conegliano, per esempio, relativamente alla scelta cremazionista, mi disse qualche tempo fa: sai, non dobbiamo mettere paura alla gente e fargli pensare che li vogliamo bruciare tutti quanti. È estremamente evidente come questo signore ritenga che la gente non sia per niente in grado di scegliere con la propria testa il tipo di rito atto alla propria sepoltura. Inoltre, nel recente convegno dal titolo Scegliere la cremazione, che ho contribuito ad organizzare con il Comune di Treviso, uno dei relatori, e più precisamente il magistrato e presidente della Socram di Bologna, dottor Guido Stanzani, ha sostenuto quanto segue. In Italia esiste solo un rito per l'inumazione, non esiste invece per la cremazione, anche se si sta lavorando per arrivare a questo ed ottenere dalla conferenza episcopale, che è l'organo deputato a farlo, un placet in questo senso. È azzardato fare previsioni sui tempi per ottenere tale consenso. Qualora ciò si verificasse, l'Italia, con città come Bologna che hanno già il 18-20% di cremazione, apro una parentesi, non solo Bologna, ma quasi tutte le città dove c'è un insediamento di un forno crematorio hanno queste punte, addirittura a Milano ho sentito recentemente dire che è circa 40%, che significa quasi un morto su due, scusate, 18-20% di cremazioni su una media nazionale che si aggira intorno al 4%, altra parentesi, quando io ho preso in mano la cosa eravamo sul 2-2,5%, parlo del 1995, l'altra mattina alle ore 6 interrogato la signora Emanuela Falcetti, l'ingegner Daniele Fogli, il mio carissimo amico, ha dichiarato ufficialmente che è il 4,5% a livello nazionale, quindi siamo cresciuti molto in 5 anni, proporzionalmente al numero degli impianti che abbiamo. Scusate la divagazione. Per le esigenze che esistono e per la saturazione dei cimiteri, nel giro di pochissimo tempo, sempre il dottor Stanzani dichiara, diventerebbe uno dei paesi più cremazionisti del mondo. Si vede bene quindi che ci sono ostacoli che sono costruiti fondamentalmente sul principio della salvaguardia del controllo delle coscienze piuttosto che sul diritto di scelta che è già totalmente e liberamente garantito dalle leggi di questo Stato. Questa, che piace o meno, è la situazione. Presuppongo che il quesito principale che la maggior parte dei presenti si pongono oggi è quello di arrivare a capire se in futuro ci saranno i presupposti minimi per una laicizzazione reale e non fittizia di questo Stato. A mio avviso purtroppo questi presupposti non ci sono assolutamente, anzi la nostra presenza in questo luogo alimenterà fortemente in mille modi quelle entità che hanno il chiaro obiettivo di contrastarci a tutti i costi
e i rapporti di forza, lo capiamo bene, sono tutti a sfavore di questo versante. Sarebbe inoltre molto importante che qui dentro riuscissimo a non cadere nei tranelli dell'emotività, anche perché in tale modo contribuiremo sicuramente a ingigantire quei poteri che dispongono di moltissimi occhi, moltissime orecchie e di una illimitata controinformazione. Un antropologo e uno storico italiani, precisamente Ida Magli e Giordano Bruno Guerri, nel loro saggio a 4 mani per una rivoluzione italiana, sostengono quanto segue. La Chiesa ha bisogno di un corpo, questo corpo è l'Italia. Il Vaticano non ha mai tollerato, non tollera e non tollererà mai l'esistenza di uno Stato italiano davvero indipendente e funzionante. La stessa Magli inoltre si chiede assillata perché la Chiesa voglia distruggere l'Italia e a sostegno di tale tesi dichiara anche che l'ansia distruttiva della Chiesa nei confronti dell'Italia la spinge ad incitare a tutti i costi le autorità italiane e l'opinione pubblica ad accogliere gli immigrati. I contesti da cui sono ricavati queste porzioni di pensieri sono logicamente molto vasti, ma nella loro parziale quanto inquietante esposizione queste citazioni contribuiscono a far capire come noi si sia ritenuti a tutti gli effetti proprietà di un'entità dominante, che secondo inoltre il suo punto di vista pare quasi ci stia ospitando sul territorio della penisola italiana. Chi quindi o che cosa potrebbe dare dignità al popolo italiano? Sempre della nota antropologa reputo inoltre molto significativo questo passaggio. Essendo sempre stati il corpo della Chiesa, gli italiani sono stati sempre il corpo di un sistema irrazionale, perché qualsiasi religione è irrazionale. Per reazione all'irrazionale, gli italiani si dividono quasi sempre irrazionalmente in 2 o più fazioni preconcette. La fede è sempre molto più forte di un'ideologia e se la Chiesa afferma di possedere la verità, quale ideologia portare alla pari? Quindi gli italiani hanno sviluppato, come risposta difensiva a un sistema che imponeva qualsiasi cosa per fede, reazioni negative per fede. Io pongo il contrario di quello che mi imponi come sistema di fede, visto che non ho altra possibilità. Per gli italiani perciò è quasi impossibile un ragionamento obiettivo, non classificante, perché la cultura opera a livello epigenetico, ovvero si eredita. Lo storico Giordano Bruno Guerri nel suo Gli italiani sotto la Chiesa sostiene: il popolo italiano e la Chiesa sono così strettamente da quasi 2000 anni, e che non è possibile fare la storia dell'uno senza tener conto dell'impulso dell'altro. Gli italiani devono alla Chiesa una parte della loro fortuna, ma anche della loro sfortuna. Dopo averli protetti dai barbari, la Chiesa li ha lasciati per secoli disuniti sotto il dominio straniero. Li ha educati ai valori cristiani, ma per un eccesso di clericalismo li ha diseducati ai valori civili. La Chiesa quindi, si chiede Guerri alla luce di queste osservazioni, ha fatto o disfatto gli italiani? C'è da sottolineare inoltre come i partiti politici nazionali, che nacquero con il preciso scopo di rappresentare e difendere tutte le opinioni dei cittadini, incluse quelle laiche, non pare abbiano mai dato una vera dimostrazione di equidistanza dalla Chiesa, ed anzi si sono tutti più o meno palesemente assoggettati ai dettami della stessa, nell'evidente tentativo di non essere travolti in un secondo tempo. Reputo personalmente impossibile a questo punto, ed ecco la mia chiave di lettura del tema del convegno odierno, che nuclei spontanei di persone, anche se consistenti, possano organizzarsi in futuro per contrastare questa situazione. Ho paura pertanto che il famoso e pluriconsolidato Francia o Spagna, perché semmai, sarà ancora quasi certamente l'unica comprovata realtà che ci consentirà di sopravvivere in questo Paese. Desidero concludere questo intervento citando una frase del filosofo abruzzese Bertrando Spaventa, il quale, parlando proprio di Giordano Bruno, disse: egli fu il primo grido della natura ridivenuta libera. A mio avviso però quel grido si è ormai talmente affievolito che oggi è completamente sovrastato da un sibilo feroce, e quel sibilo proviene da un luogo che somiglia sempre di più a un immenso oceano di serpenti ciechi e affamati. Ringrazio il signor Sodi e do senz'altro la parola al dottor Vilella dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti. Grazie. Buongiorno, scusate il ritardo, ma sono venuto da Padova in macchina e ho avuto dei problemi. L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti è sorta a Padova una quindicina di anni fa. È cominciata una serie di pizzeria di 4 amici che commentavano il nuovo concordato di Craxi e hanno deciso di fare questa associazione. Lo scopo principale, la meta a cui tendeva questa associazione era l'abrogazione dell'articolo 7 del concordato. Nel nostro statuto c'è scritto proprio questo. La Costituzione italiana non è un teorema di matematica preciso, esatto, ha delle contraddizioni.
sono usuali d'altra parte nel diritto. Per esempio, diceva uno a un convegno 2 giorni fa, uno studioso, che nello Statuto Albertino c'era scritto la libertà di stampa è sacra, qualcosa del genere, però è soggetta alle leggi che la limitano quando dà fastidio. Quindi sono cose poi contraddizioni. Nella nostra Costituzione attuale ci sono dei principi tra i cittadini, indipendentemente dalla religione, che vogliono dire che lo Stato non può interferire e giudicare che una religione va bene e una va male. Se tutti i cittadini sono a priori uguali, indipendentemente dalle loro idee religiose, sono tutti uguali. Poi c'è l'articolo 7 della Costituzione che dice alla Chiesa Cattolica diamo un sacco di privilegi, che è in contraddizione con il principio di prima. È anche in contraddizione con i diritti dell'uomo, con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo firmata dal governo italiano, per cui nella Corte Costituzionale si sono trovati ad affrontare dei problemi dovuti al fatto che c'era questa contraddizione nella nostra Costituzione. I primi anni dopo che è entrata in vigore questa Costituzione, prevaleva nei giuristi che facevano parte della Corte Costituzionale l'orientamento di dire che per esempio la propaganda attiva dell'ateismo era proibita. Siccome nell'articolo 7 e in altri articoli si dava un valore alla religione, si diceva che la religione doveva essere protetta, era qualcosa che aveva un valore in sé, chi attaccava la religione andava a controllare. Cioè uno era libero di essere ateo ma non poteva fare propaganda. Questa interpretazione della Costituzione dopo pochi anni non ha avuto più luogo, è prevalso il principio che ci sono delle tutele della Costituzione che sono molto più forti di altre tutele. È vero che la Costituzione dice che la Chiesa Cattolica deve avere dei privilegi, però questo è non è un principio fondamentale, non è qualcosa di assoluto. Questo deve comunque soggiacere al principio fondamentale di laicità dello Stato. Questo principio lo si ricava dagli articoli della Costituzione, ma non è scritto esplicitamente nella Costituzione. E allora, quando la Corte Costituzionale è dovuta intervenire, ha sempre difeso il principio, recentemente, negli ultimi 30 anni, il principio di laicità dello Stato. Per esempio, una volta si giurava davanti a Dio in tribunale e la Corte Costituzionale ha tolto questo giuramento perché non rispettava quelli che non avevano nessuna religione. E molte altre sentenze di questo genere. Purtroppo la politica di tutti i giorni non passa sotto il vaglio della Corte Costituzionale. In Italia, di fatto, abbiamo ancora la religione di Stato. Come simbolo lo si vede chiarissimamente dal fatto che negli edifici pubblici di solito c'è il crocifisso. In una nazione dove c'è il simbolo di una religione negli edifici pubblici, vuol dire che se non di diritto ma di fatto c'è una religione di Stato, che è in contrasto con il principio fondamentale della laicità dello Stato. La nostra associazione cerca di fare quello che può e abbiamo notato negli ultimi mesi un cambiamento nell'opinione pubblica. Quando andiamo alle manifestazioni, siamo andati al World Gay Pride, avevamo dei cartelli molto vistosi nostri con scritti ateismo, i nostri cartelli, e la gente quando passavamo noi si alzava in piedi, ci urlava, ci batteva le mani, bravi, 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 in maniera proprio molto vistosa. Quando scriviamo lettere ai giornali, che una volta non ci venivano pubblicate, adesso ci vengono pubblicate. E ci sono altre manifestazioni che notiamo, insomma, l'interesse. Sono andato il 20 settembre a Porta Pia, c'era una manifestazione per il 20 settembre, avevo un cartello che ho portato anche qui, poi vi faccio vedere, non ho fatto in tempo, avrei voluto metterlo qui dietro, in cui dico: lanciamo la campagna per la scrocifizzazione dell'Italia. La Repubblica ha scritto: il più bello slogan era "scrocifiggiamo l'Italia". La stampa ha detto, l'Unione degli Atei Agnostici Razionalisti comincerà una campagna per scrocifiggiare l'Italia dalla bianca Cuneo. Cuneo è una città bianca, appunto, però a Cuneo vive un nostro socio che nel 94 era stato estratto a sorte per diventare, era stato nominato scrutatore di seggio
all'epoca non si diventava per domanda, ma si veniva estratti a sorte. Lui era diventato quindi un pubblico ufficiale, era un professore in pensione e doveva fare lo scrutatore. Lui ha scritto al ministro dell'interno, al prefetto, al presidente di seggio, che se non cambiava l'abitudine di far fare i seggi elettorali col crocifisso, perché di solito l'avevano fatto nelle scuole, lui non avrebbe fatto lo scrutatore. Non gli hanno risposto, il giorno delle elezioni è andato al seggio, la legge non era cambiata, nel suo seggio non c'era il crocifisso, però lui si era informato, il ministro non aveva emanato nessuna disposizione, per cui se n'è andato, abbandono di pubblico servizio da parte del pubblico ufficiale, processo, condannato prima, assolto poi, condannato di nuovo, annullata la sentenza, passato un altro alla fine, 4 mesi fa, la Corte di Cassazione delle Sezioni Riunite di Roma ha stabilito che era innocente, perché effettivamente non c'è nessun motivo valido per cui i crocifissi siano negli edifici pubblici in base alla nostra Costituzione. E cominciamo a Cuneo quindi questa campagna l'11 ottobre proprio per il posto dove è successo questo fatto che è molto significativo. Cercheremo di estenderlo in tutta Italia, vedremo quello che potremo fare. L'articolo 7 della Costituzione è difficilissimo eliminarlo e i politici ci giocano, possono fare quello che vogliono perché non trovano mai scritto esplicitamente come si devono comportare in uno Stato democratico e laico. Ci sono delle occasioni politiche ogni tanto che ci favoriscono. È velleitario pensare che l'unione degli atei e degli ottici nazionalisti riesca a abrogare un articolo della Costituzione. Ci vuole che la maggioranza della gente abbia questo sentire e ci vogliono circostanze favorevoli per dei cambiamenti così grossi. Qualche anno fa avevano cominciato a fare una commissione bicamerale per il cambiamento della Costituzione, si poteva sperare che in quell'occasione avremmo ottenuto di fare pressioni che si potesse cambiare, poi è caduto tutto, adesso c'è l'Unione Europea che sta elaborando la Carta dei diritti fondamentali. Quello che noi vorremmo è che la nuova Unione Europea mettesse tutte le religioni nello stesso piano. Questo per la pace sociale, per una civiltà tollerante verso tutti, e non vogliamo che ci sia la religione di Stato di fatto in nessuna nazione. Poi se l'Unione Europea darà luogo in pochi anni, in pochi decenni a spostamenti di persone, è giusto che se un protestante viene in Italia abbia diritto di trovare la stessa libertà che ha nella sua nazione il protestantesimo, e se un cattolico va in Norvegia dove sono luterani deve avere le stesse garanzie. Quindi noi vorremmo che fosse ben chiaro che tutte le religioni devono avere gli stessi diritti, gli stessi privilegi, lo stesso trattamento dallo Stato. Vorremmo che i privilegi fossero il meno possibile, ma questo è un altro paio di maniche. Viene prima l'uguaglianza. Sta passando tra le destre, i clericali, il PPI nel Parlamento europeo un tipo di carta dei valori dell'Unione Europea in cui si dice in ogni nazione può continuare a fare quello che ha fatto fino adesso, non andiamo a scompaginare, non andiamo a rompere le scatole a nessuno, gli italiani sono cattolici, sono clericali e facciano gli spagnoli lo stesso benissimo, i greci sono ortodossi e lo Stato aiuti gli ortodossi, li privilegi e perseguiti tutte le altre religioni e così via. La battaglia è aperta, stiamo discutendo, naturalmente il Vaticano con i soldi che gli diamo noi è molto potente, ha mezzi economici fondamentali, ha gli ambasciatori, ha tutto quello che vuole e sta premendo perché sia rispettata in ogni nazione la cattiva abitudine di avere una religione di riferimento per il governo. Noi siamo federati con Unione Europea Umanista si chiama, perché all'estero ateismo si dice anche umanesimo, più o meno. Da noi dire umanisti, umanesimo fa pensare a studiosi di latino, eccetera, ma insomma questo è il nome che ha questa organizzazione, è un'organizzazione molto potente, nei paesi nordici conta come una religione, non so in Belgio quando fanno un edificio di culto, viene dato a rotazione, lo Stato non fa mai un edificio di culto per una chiesa per i cattolici o per i protestanti, fa un edificio di culto che a rotazione il venerdì sarà per i musulmani, il sabato sarà per gli ebrei, la domenica se la dividono i cristiani e ci vanno anche quelli della Federazione Umanista che fanno assistenza negli ospedali,
fanno convegni sull'eutanasia, insomma su problemi che abbiamo anche noi qui, che tutti potete immaginare. E questo è quello che vorremmo anche noi e speriamo di ottenere. Noi abbiamo fatto diverse azioni e da qualche anno abbiamo cominciato a espanderci in modo molto grande, mentre prima ogni anno si aumentava dei 10 iscritti, 15 iscritti, adesso abbiamo un sito molto bello, mi dicono, molto visitato. L'altro ieri l'Avvenire, che è il giornale quotidiano della CEI, dei vescovi italiani, c'era un articoletto sul nostro sito, dice gli atei si stanno organizzando, vogliono fare chissà cosa, adesso hanno un bellissimo sito visitato molto da tutti gli atei come loro, benissimo, siamo contenti che hanno preso atto di questo. Abbiamo un giornale che è questo, che vendiamo nelle librerie centrinelli di tutta Italia, almeno in 2 o 3 che sono piccole, e ci si può abbonare, ci si può iscrivere, e abbiamo cominciato a avvicinare le istituzioni. Io ho cercato di parlare con il Ministro della Pubblica Istruzione per fargli fare una circolare che tolga il crocifisso dalle scuole, nei palazzi di giustizia. Adesso sono in trattative per andare a trovare la Ministra Belillo delle pari opportunità. Cercheremo, perché il crocifisso negli edifici pubblici è un modo di far capire che la religione di Stato è quella, anche se non c'è più per legge la religione di Stato, non c'è più scritto nella Costituzione religione di Stato, però in pratica se in tutti gli edifici pubblici c'è il crocifisso vuol dire si capisce, chiunque deve capire che quella è la vera religione. Questi crocifissi sono messi esclusivamente perché ci sono delle circolari ministeriali che la Corte Costituzionale non può intervenire. La Corte Costituzionale interviene solo quando un giudice la interroga su una legge, non fa nessun altro intervento. C'è una circolare amministrativa del 1922, 23, 26, ce ne sono 2 o 3, fatte dal regime fascista per ringraziarsi il Vaticano, che dice di mettere le... Allora noi dobbiamo ottenere dai ministri, dal governo, una controcircolare che abolisca quella circolare. Siamo in trattative, andremo a parlare con i ministri, speriamo di ottenere qualcosa. Mi dicono di fare presto, finisco. È solo per questioni di tempo. Sì, allora io per me posso considerare finito il mio intervento, se posso parlare ancora, io sono un chiacchierone e posso andare avanti. Va bene, la ringraziamo. Ringraziamo il dottor Vilella anche per la sua cortese autolimitazione e per una comunicazione che spero brevissima. Prima del terzo nostro relatore, il dottor Ruffin deve dire qualcosa. Io dico molto brevemente, come membro dell'associazione Bertrand Russell di Treviso, che l'associazione nostra ha raccolto circa 20.000 firme e ha presentato al Parlamento una richiesta di sostituzione o abolizione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Questa petizione è stata presentata al Parlamento, il Parlamento l'ha sentita ed è attualmente giacente alla prima commissione per gli affari costituzionali della Camera. Ormai sono passati credo 7-8 mesi e ancora non si vede niente, i tempi come al solito sono molto lunghi, comunque vedremo cosa succederà. Grazie. Grazie a Ruffin e prego dunque al posto del dottor Martocchia, che doveva intervenire per il GAMADI, gruppo Atei Materialisti Dialettici, la signora Tommasi Crudeli, che prego di accomodarsi qui. Dove vuole, signora, se vuole anche sedersi. Non so se mi è stato detto che io rappresento l'Istituto di Studi Storici Tommaso Crudeli. Va bene. L'istituto che rappresento oggi conferisce in questo congresso nazionale alcune tesi che spero possano essere apprezzate per la relazione, anche se in diretta, con il titolo del convegno. Già dall'inizio devo mettere in rilievo che l'Istituto non ha mai voluto polemizzare con la Chiesa e non intendo
caso Crudeli però, secondo eccellenti studiosi nazionali nel campo dell'archivistica e della filologia, Folena, Timpanaro Morelli, Adilardi, Rabboni, Mola e tanti altri, è l'emblema della responsabilità della Chiesa nell'aver cercato di espulsare dal Granducato di Toscana la radice del libero pensiero per conservare senza contrasti l'ampissima autonomia del potere laico che aveva nelle prassi. Tale macchinazione conservatrice però si inceppò a causa dell'affaire Crudeli, che sfuggì di mano all'Inquisizione. La Chiesa subì, infatti, una reazione politica immediata che le ritorse contro il risultato ricercato. Ora, l'istituto, fondato da soli discendenti del martire, ma con una centinaia di simpatizzanti, lavora per far emergere il suo pensiero e tutta la sua opera che, abbuiata per un secolo fino all'unità d'Italia e di nuovo occultata con i patti lateranensi, non è più citata nelle antologie di letteratura italiana delle scuole. Chi ha fatto liceo prima del 29, infatti, ha memoria del Crudeli, ma dopo questa data, sempre nel collaudato sistema di dimenticare e far dimenticare, il silenzio oscura le sue opere, quasi con lo stesso risultato nel XVIII secolo, con censure, messa all'indice e roghi dei libri in piazza. Rimane ancora il quesito se tale strategia della damnatio memoriae, ricercata dalla Chiesa, fosse volta ad abbuiare gli scritti e le idee di Tommaso o a coprire la propria grave responsabilità liberticide e la propria sconfitta irreversibile. Le prime tesi sull'affaire Crudeli possono essere organizzate in due ordini di riflessioni: il caso umano e il contesto storico. Il caso umano. Tommaso, spirito libero ed arguto, poeta, emerge contro il monopensiero una progressione di composizioni poetiche che, presentate in pubblico, non potevano essere equivocate e tali che il magistero ecclesiastico lo pose sotto stretta sorveglianza. Per affinità elettive e assonanza ideologica, Tommaso trovò nell'affiliazione alla loggia inglese, prima loggia italiana, quella tolleranza culturale e protestante che altrove in Firenze né in Italia non poteva trovare. Con alcune confessioni sacramentali incrociate e successivi ricatti, l'inquisitore ebbe modo di incarcerare Tommaso e detenerlo per 16 mesi, di cui i primi 4 senza aria e al buio, nella speranza di ottenere pentimento e soprattutto delazione. Il Santo Uffizio riuscì a minare irreversibilmente il fisico di Tommaso, ma non ottenne la conversione del suo libero pensiero. Al fallimento sull'individuo si univa anche il fallimento del metodo su una mente autocosciente e determinata, che lo aveva reso libero dalla coscienza religiosa imposta, richiamata periodicamente e verificata con le confessioni obbligatorie. Con il caso Crudeli e la reazione diffusa in tutta Firenze, la Chiesa comprendeva, e se non lo comprese, i Lorena glielo fecero comprendere, che era giunto ormai la fine del lungo periodo della Controriforma e che sarebbe iniziato per quell'illuminismo predittivo di molte lotte ideologiche e processi civili capaci di portare la separazione tra Stato e religione, il cui effetto è stato determinante nei paesi occidentali. Per comprendere il contesto storico, prima occorre esaminare il sistema organizzativo della Chiesa, l'imposizione della coscienza sin dall'infanzia, il richiamo e l'esame periodico obbligatorio della confessione con le griglie degli obblighi, la conoscenza indiretta di tutte le vicende della singola persona per giungere ai parenti, agli amici, quindi a una triangolazione delle confidenze, ottenendo un controllo indiretto a piccolo raggio.
sistema di tanti piccoli raggi, ecco le strutture organizzative come le parrocchie, le diocesi, eccetera. Un'organizzazione quindi non elettiva, ma imposta a livello geografico. Tale pianificazione territoriale delle coscienze, un sistema davvero pervasivo attraverso le singole persone, si sovrapponeva a qualsiasi organizzazione civile con una capacità di conoscenza dettagliata e di serrato controllo anche nei non credenti. Il contesto storico. La Chiesa, dopo l'espansione del proprio potere, permessogli dalle irresponsabilità governativa di Gian Gastone de' Medici, mise alla prova la fedeltà romana del Gran Duca Francesco di Lorena. Inizialmente e prudentemente la Chiesa fu debolmente corrisposta. Poi però il Granduca, illuminato e tollerante, si ravvisò proprio con il caso Crudeli e iniziò chiudendo il Tribunale del Sant'Uffizio nel 1943, delimitando progressivamente lo strapotere ecclesiastico come, ad esempio, eliminando la mano morta e introducendo regolari tassi sui beni ecclesiastici, nonché, e questo è davvero significativo, disarmando gli addetti o sbirri del Santo Uffizio. Ecco che si impose allora la prerogativa del principe sui privilegi dell'istituzione ecclesiastica, rompendone il rapporto di convivenza tacitamente concordata fra Chiesa e Granducato, così come fu nei secoli medicei. La sopraffazione culturale privilegiata della Chiesa sul popolo termina in Toscana e ciò influenza positivamente gli sviluppi delle attività civili, politiche ed economiche, facendo del Granducato la prima grande area economica benestante d'Italia. Con la crescita civile cresce l'autodeterminazione individuale e la libertà di coscienza di cui tuttora l'area toscana dimostra il benefico effetto. In altri termini, la convivenza concordata tra principe e Chiesa conteneva e contraeva l'impulso rivolutivo civile, teso al confronto senza preconcetti nell'ambito dialettico e nelle applicazioni scientifiche e tecniche. Il rapporto concordato impediva la cosiddetta tolleranza verticale politica, poiché di fatto anch'essa era controllata da una morale dogmatica e quindi, dopo quella verticale, la tolleranza orizzontale tra i differenti gruppi di pensiero non compendiano il differente, l'eterodosso e l'alternativo. Questo tipo di tacito ed esplicito concordato, come quello vigente tra Chiesa Cattolica e lo Stato italiano, è forse impedente per entrambi e l'effetto del proseguo di tale accordo oggi rimane unico, ma nacque congiuntamente a quello tedesco grazie a Nunzio Pacelli. Lo si può vedere nella quotidianità di un'Italia che non riesce a dispicciarsi dalle continue ingerenze religiose. Vado alla conclusione. Ho tentato di fare un appello tra quello che si è verificato 250 anni fa e le relative conseguenze con quello che accade ai nostri giorni. Forse ho valicato la competenza dell'attività di ricerca dell'istituto che presiedo, ma quando oggi leggo che un cardinale esclude gli infedeli dall'eternità, mi sovvengono le minacce dell'inquisitore a Tommaso. E quando oggi leggo che un'altra autorità ecclesiastica vuol selezionare gli immigrati in base al credo religioso, ripenso al tentativo del clero fiorentino di cacciare gli inglesi da Firenze poiché portatori di libero pensiero. E mi domando perché lo Stato italiano debba convivere con un potente sottosistema condizionante che impone limitazioni culturali a tutti e una compartecipazione economica non trasparente. Desiderei avere un sorriso per la mia eventuale mancata correzione nella esposizione in lingua straniera.
però mi faceva piacere comunicare in anteprima che nel luglio del 2003, nel 300° anniversario della nascita del poeta libero pensatore, l'Istituto di Studi Storici Tommaso Crudeli, in accordo con The International Institute for the Study of the Main, condurrà per 3 giorni una delle 60 sessioni planetarie dell'International Union of Anthropological and Ethnological Sciences per il passaggio del secondo e terzo millennio, con un sottotitolo molto accattivante: Libertà individuale e libertà collettiva, a cui tutte le organizzazioni qui presenti sono invitate a conferire, ma anche a collaborare effettivamente e fattivamente. Il nostro sito è visitato dal 95 già da ormai 15.000 presenze costanti, e posso darvelo: www.crudeli.org. Grazie. Rimanga, per favore. Ringraziamo la signora Crudeli per questa interessante anticipazione e a questo punto noi abbiamo nella scaletta il dibattito con il pubblico. Qui ho 4 signori già iscritti a parlare e invito senz'altro il signor Coveri dell'Associazione Exit Italia ad accomodarsi al microfono per il suo intervento. Prego. Buongiorno a tutti, mi chiamo Emilio Coveri e sono presidente di Exit Italia di Torino, associazione italiana per il diritto ad una morte dignitosa. Noi trattiamo l'eutanasia. Poi vi chiederete cosa c'entra con questo bellissimo convegno. Tra l'altro voglio ringraziare gli organizzatori, il signor Soldi che mi ha invitato e Vicentini, che tra l'altro io conosco molto bene anche l'avvocato Segre, che fa parte della nostra associazione come membro del comitato etico scientifico. Brevemente vi dico subito, la nostra associazione è nata 3 anni fa a Torino per mia volontà e per volontà di alcuni amici che si sono costituiti come consiglio generale intorno a me, per promuovere principalmente un dibattito sulla tematica dell'eutanasia. Dibattito naturalmente che sicuramente abbiamo come obiettivo centrato, perché in questo anno sicuramente si è parlato tanto di eutanasia. Eutanasia intesa come libera scelta di una persona capace di intendere di volere in un momento della sua vita, che firma il cosiddetto living will, un testamento biologico con il quale vuole lasciare le disposizioni in caso di una grave malattia sopraggiunta allo stadio terminale, clinicamente accertata e senza più possibilità di guarigione. Noi diciamo sempre che l'eutanasia non è una concessione, è un diritto, non è una concessione che fanno gli stati o tantomeno le chiese. Abbiamo voluto promuovere questo dibattito al nostro paese perché era totalmente mancante e naturalmente non si poteva parlare di eutanasia, perché il sistema che si era creato, grazie anche alla Chiesa Cattolica, io ho sentito alcuni interventi prima che non vogliono essere polemici con la Chiesa Cattolica, noi lo siamo polemici e abbiamo diritto a questa manifestazione di oggi e abbiamo diritto a quella del 16 a Roma con l'amico che mena bene che ho qui in sala, l'ho trovato prima, che fa parte anche lui di Exit di Torino, anticlericali, perché c'è da mettere in chiaro questo: la Chiesa è intransigente nei confronti, e stiamo vedendo anche adesso con la clonazione degli organi che ha messo un'altra barriera al progresso umano, al progresso della scienza. Voi non potete immaginare, quando noi siamo usciti a Torino per la prima volta su Stampa Repubblica e su Corriere della Sera a Milano, che avevamo instaurato il centro di studio e documentazione sull'eutanasia con uno scopo preciso, di
dibattere il tema dell'eutanasia e soprattutto arrivare a proporre una legge, un progetto di legge. Voi non potete immaginare che altro che le barriere che ci hanno messo dentro, così proprio a dirla in poche parole, ci hanno sabotati. Cioè non si poteva parlare di noi, non dovevamo parlare di noi, non potevano parlare. Cioè qualcuno evidentemente aveva messo il veto su Exit Italia. E beh, siamo un paese democratico, giustamente. Allora a questo punto noi siamo andati avanti ugualmente, siamo riusciti a coprire con tutta la nostra forza il territorio nazionale, con la nostra presenza. Noi infatti adesso in questo momento, anzi inviterei poi tutti quanti a prendersi un volantino che la nostra segretaria sta distribuendo, così ci conoscete meglio. E abbiamo coperto il territorio nazionale con la nostra presenza, in tutte le regioni abbiamo i coordinamenti regionali, qui a Treviso abbiamo la signora Margaretto Maria che è la coordinatrice, Gianluigi Soldi che fa parte anche lui insieme al Libero Pensiero a tutti quanti, unitamente stiamo dandoci una mano, Socrem, UAR, perché qui ci sono tanti amici dell'UAR, Unione Atei Agnostici e Razionalisti, di cui io mi vanto di fare così amicizia e sicuramente prenderemo una posizione molto chiara e netta, indipendentemente dalle libertà di scelta di un individuo sia come ideologia come eutanasia. Ora noi siamo andati avanti ugualmente nonostante tutti gli impedimenti che ci hanno messo davanti, facciamo parte della federazione World Federation delle associazioni che lottano per il diritto ad una morte dignitosa e ce ne vantiamo perché siamo membri ufficiali della European World Federation. Queste associazioni che anche loro nei loro paesi, nonostante che non abbiano il Vaticano in casa loro, trovano sia nella Chiesa anglicana e nelle altre chiese sicuramente degli impedimenti di natura morale, non so saprei neanche come definirlo, un'intransigenza illogica sicuramente. Ora quello che io volevo ancora dire a questa bellissima assemblea è che per avvicinarsi a noi niente, ci si telefona, ci si contatta, se uno vuole iscriversi si iscrive, se vuole sostenersi rimane aderente, così non ci sono grossi problemi. Noi però continuiamo la battaglia e siamo arrivati a un mese fa, un po' di più, un mese e mezzo fa, a luglio, siamo andati a Roma a presentare il nostro progetto di legge. Chi visiterà il nostro sito internet, che tra l'altro posso anche comunicare, www.exit-italia.it, molto semplice, troverà la nostra storia, troverà tutto quanto come si sviluppa e troverà anche il progetto di legge che noi stiamo proponendo. Non posso chiamarlo progetto di legge, è un documento che vorremmo diventasse progetto di legge, perché voi sapete molto bene che noi non siamo parlamentari e non possiamo proporlo, è un parlamentare che fa diventare un progetto di legge, un qualche cosa che i cittadini propongono. Noi siamo in questo momento in attesa che la politica ci dica qualcosa, quella politica a cui noi ci siamo rivolti con impazienza per vedere che reazione stava dando, che reazione faceva. Io sinceramente, naturalmente la politica laica, non potevamo pensare che il Partito Popolare ci aiutasse, o Berlusconi. Allora ci siamo rivolti alla politica laica, la quale ha, diciamo, sinceramente dato una grandissima adesione alla nostra iniziativa. Io mi sto aspettando un qualcosa di positivo, in effetti adesso andrò a Roma ancora per sapere qualcosa di più, perché non vorrei che gli venisse la muffa. Nei cassetti romani rimane un po' di muffa ogni tanto, si dimenticano perché è molto più importante. Sono molto più importanti altri progetti. Io mi auguro appunto di trovare consenso non soltanto nella sinistra, per esempio, mi auguro che anche nel centro-destra ci siano delle coscienze che come battaglie sul divorzio e sull'aborto hanno poi votato con coscienza. Sicuramente l'eutanasia non è un problema politico, non vorrei che diventasse un problema politico. Exit Italia, che è nata a Torino 3 anni fa con l'intento di portare al Paese l'eutanasia concepita come libertà di scelta di un individuo, un domani dovesse venire fuori un patatrac, come si vuol dire, veramente nella propria vita purtroppo succedono, potrebbe
decidere di morire degnamente, non per atroci sofferenze. E chi mi risponde che la vita ce l'ha data Dio, che Dio è un padre buono, stando a quello che ci viene detto, io penso che nessun padre voglia essere così cattivo e vedere la sofferenza del proprio figlio, prima di tutto. E poi io invece dico un'altra cosa: la vita la gestisco, la mia vita me la gestisco io, non voglio che venga gestita da un altro, e tantomeno che un dottore, un medico o qualcun altro decida per me. Questo non è accettabile, questa è libertà, questa sicuramente è quello che dovremo arrivare a convincere tutti quanti per poter avere finalmente anche un'altra battaglia vinta, una battaglia sociale che stiamo portando avanti noi di Torino, insieme a tutti gli altri amici delle regioni d'Italia. Io vi voglio ringraziare tantissimo, perché sicuramente un tema così profondo e va sicuramente ripensato. E ringrazio ancora tutti quanti di questa opportunità che mi è stata data per presentarmi a voi e agli organizzatori che hanno fatto questo bellissimo convegno, secondo me importantissimo. Grazie tanto. Dopo il signor Poveri pregherei il signor Marco Milioni, che è prenotato per l'intervento. Buongiorno, scusate che non sono Marco Milioni perché Marco è la persona che mi ha accompagnato qui, mi chiamo Riccardo Melchiorre e sono qui a titolo di portavoce del Circolo Bertrand Russell di Vicenza. Noi ci siamo costituiti solo all'incirca 6 mesi fa, nel mese di marzo, e il pensiero laico abbiamo deciso di portarlo avanti soprattutto con iniziative concrete. Potete pensare a una città come Vicenza come sia difficoltoso un progetto di questo genere. Le nostre iniziative sono state volte fondamentalmente da un lato all'imposizione del rispetto di regole che noi consideriamo fondamentali per la convivenza civile nella comunità sociale, e dall'altro noi chiediamo la revisione di altre regole che non consideriamo corrispondenti a criteri di equità e giustizia. Io vorrei esporvi alcune di queste iniziative perché il nostro circolo fondamentalmente ha agito in modo concreto in appoggio con la stampa. Innanzitutto nel mese di aprile ci siamo mossi per un problema fondamentalmente edilizio. Era stata concessa dal Comune di Vicenza una concessione edilizia per una struttura sportiva privata, una concessione edilizia però vincolata alla costruzione di opere pubbliche, di opere utili alla società, quali parco giochi, marciapiedi, eccetera. Bene, la struttura sportiva è stata realizzata, è attiva, crea ricchezza ai proprietari, ma le opere accessorie non sono state realizzate. Noi ci siamo mossi fondamentalmente chiedendo all'autorità competente, il Comune, chiarificazioni, e abbiamo ottenuto spazi nella Gazzettina di Vicenza che hanno portato anche all'interesse di Vicenza stessa questo tipo di problema. Per quanto riguarda le nostre iniziative, poi ci siamo occupati anche di un problema che una spiacevole consuetudine che si è venuta a costituire nel centro storico di Vicenza. Per chi conosce, dietro Piazza dei Signori c'è la Piazza delle Erbe. Negli ultimi mesi si era costituita la consuetudine di un parcheggio selvaggio, una volta per nulla consentito, semplicemente per il fatto, a quanto pare, che una certa Vicenza Bene abbia cominciato a frequentare quei luoghi. Noi con documenti fotografici abbiamo sollecitato le autorità competenti perché questo non avvenga e abbiamo avuto comunque l'appoggio del Gazzettino anche in questo caso. Altre iniziative particolarmente importanti secondo noi riguardo la cultura sono state nei confronti del più importante museo di Vicenza, che è risultato di fatto inadeguato dal punto di vista delle strutture, dall'illuminazione all'impianto dell'aria condizionata, ma soprattutto dal punto di vista del personale che non conosce
conosce alcuna lingua straniera. Questo problema è stato addirittura messo in rilievo da un servizio su Rai Stereo 1 nel TG regionale. Le nostre iniziative sono poi portate anche al futuro, perché ci stiamo interessando innanzitutto alla raccolta di firme perché possa avvenire una perlomeno revisione di quello che è il concordato fra Stato e Chiesa. Insomma, chiediamo una revisione dei patti lateranensi per i problemi che finora dagli altri relatori sono stati ben esposti. Inoltre abbiamo deciso anche di aprire un dibattito aperto al pubblico che sia volto perlomeno una discussione per quanto riguarda la legalizzazione delle droghe leggere, perché noi consideriamo del tutto incoerente la possibilità che nel nostro paese si possa bere e fumare, che sono cause di morte molto più intense di quello che può essere la marijuana, e chiediamo perlomeno un'equiparazione, cioè o le vietiamo tutte o le consentiamo. Ci appoggiamo anche per le nostre iniziative alla rete, c'è Skyline, è una rivista online che ci appoggia, ci dà la possibilità di pubblicare le nostre iniziative e anche di espandere il nostro pensiero. Vi ringrazio dello spazio concessoci e grazie. Allora ringrazio l'intervenuto e ricordo che ci sono già ancora 3 iscritti per gli interventi e intanto saluto il professor Roberto Vacca che è qui presente tra noi. La pazienza di aspettare secondo la scaletta qui che ci siamo tutti imposta. Grazie professor Vacca. Allora diamo la parola al signor Alberto Menabene. E tanto per dare una continuità agli interventi, visto che i due che mi hanno preceduto si vedevano un po' male, io per non guastare questo andazzo faccio presente che avendo perduto l'uso di una retina, quindi siamo nell'ordine di idee. La cosa non mi rapisco eccessivamente perché insomma c'è anche un famoso detto latino, dice beati monopoli in terra secorum, e quindi insomma ancora accontentiamoci. Sì, beati monopoli in terra secorum. Allora, prima di perdere l'uso di una retina, tanto per uso di presentazione, sono Alberto Menabene di Roma, Centro Romano Anticlericale, e faccio presente di aver scritto sulla religione un libro dal titolo stesso e religione, insomma che l'argomento un pochino l'ho studiato. Allora, dovrei fare qualche appunto circa ciò che è stato detto fino adesso, circa l'impostazione intanto. E poi magari un secondo intervento, forse questo pomeriggio, perché io presumo che utilizzerò tutto il tempo adesso per fare i miei rilievi. Io devo dire che intanto dobbiamo ricordare anzitutto che appena 150 anni fa Marx ed Engels avevano lanciato il famoso detto: le religioni sono l'oppio dei popoli. E a mio avviso raramente dei detti sono così risultati esatti come quello lanciato da questi due famosi filosofi e politici. Allora c'è da domandarsi però come mai coloro che hanno dovuto poi succedere alle leve di comando nei paesi a socialismo reale non abbiano saputo attuare una strategia che permettesse di dare corpo a questa affermazione tanto importante. A mio avviso, perché tutti sanno che crollato il regime comunista dopo 70 anni di potere, le religioni sono risorte là in Russia, oggi Russia, più forti di prima. E allora, evidentemente questi hanno commesso un qualche errore ed è bene che questi errori siano valutati affinché noi, anche piccoli esseri umani privi di potere, insomma non si ricada nello stesso tipo di errore. A mio avviso l'errore che essi hanno commesso è consistito nel fatto di trascurare completamente, di ignorare l'esistenza delle religioni e impedire loro uno sviluppo. Allora,
hanno praticamente lasciato la gente nell'ignoranza delle questioni religiose e quindi questo è stato l'errore fondamentale che si hanno commesso. Per poter distruggere le religioni nell'Unione Sovietica, essi avrebbero dovuto fare esattamente il contrario, praticamente imporre l'obbligo della conoscenza delle religioni, l'obbligo della conoscenza della evoluzione delle religioni, quindi non soltanto ciò che esse hanno come essenza, ma anche ciò che hanno fatto come sviluppo. Se avessero applicato questo concetto, la religione cattolica, quantomeno, almeno la religione cattolica sarebbe sparita e non se ne parlerebbe più in tutti i paesi comunisti, e invece essa prospera ancora, per esempio a Cuba. Fidel Castro addirittura è andato a fare gli inchini a sua santità e viceversa. E allora che cosa avrebbero dovuto dire? Studiate le religioni per constatare anzitutto le contraddizioni che in esse sono contenute, perché intanto un concetto di massima essenziale: se una religione si può considerare quella vera, in cui tutti dovrebbero credere perché è la religione vera, chiaramente le altre non sono religioni vere, sono religioni false. E allora avrebbero dovuto non soltanto mettere le singole persone fisiche nella condizione di capire da sé quale delle varie religioni poteva essere quella vera e quale quella falsa, mentre noi sappiamo oggi che tutti si dichiarano appartenenti a una religione perché i propri genitori fanno parte di quella, credono in quella religione e hanno battezzato i propri figli in quella religione. Quindi il figlio di un ebreo è il battesimo in senso lato. Quindi i figli degli ebrei sono ebrei, i figli dei musulmani sono musulmani, i figli dei cattolici sono cattolici e normalmente i figli dei protestanti sono protestanti, così i figli dei greco-ortodossi. Il che è una cosa semplicemente ridicola. Perché un battesimo, dando per battesimo la scelta di appartenere a una religione, dovrebbe semmai verificarsi ed essere pretesa, direi essere pretesa, e quando il figlio ha raggiunto l'età della ragione, cioè quantomeno quando ha raggiunto l'età che la legge del singolo Stato gli consente di definirlo maggiorenne. Quando uno è maggiorenne può dire: allora, avendo studiato le varie religioni, scelgo questa. Ma che uno sia appartenente a una religione perché a quella religione appartenevano i propri genitori è una cosa assolutamente ridicola. Allora, dopo questa premessa, c'è il problema. Noi che cosa possiamo fare per ottenere che delle religioni si parli, che le religioni vengano studiate e che si parli? Ecco, una cosa che non è stata fatta mai e che non viene nemmeno consigliata nel volantino di presentazione, e quindi la prima critica va al volantino del Convegno Nazionale del Libero Pensiero Laico, è che qui si parla della parafrasi di Kennedy, eccetera. Dunque, non stancarsi mai di scrivere ai giornali di grande tiratura e così via, e così di seguito. Ma queste cose, amici, non è che deve fare la singola persona fisica abbandonata a se stessa. Io mi devo mettere a scrivere, il signore deve mettere a scrivere, quell'altro si deve mettere a scrivere. Devono essere le associazioni che devono scrivere, devono essere associazioni che devono coordinare la propria attività in modo da fare un'azione comune a nome di tutte le associazioni, perché questi sono concetti di carattere fondamentale che riguardano tutte le associazioni, sia quelle che si interessano di eutanasia, quelle che si interessano del crocifisso nelle scuole e così via. Allora, quello che si deve andare a contestare deve essere semplicemente il fatto che del problema religioso non si parla mai. L'unico argomento che non è stato mai trattato dalle televisioni è stato l'argomento religioso, l'unico, non l'unico, ce ne sta anche qualcun altro, ma questo è il fondamentale, perché dalla conoscenza di una religione, dal dibattito tra religioni, viene fuori la conoscenza fondamentale di quello che un individuo su questa terra deve fare o non deve fare. Allora, attraverso un amico che lavora alla RAI, io ho posto questa domandina semplice, ma me lo sai spiegare per qual motivo alla RAI non si è mai fatto un dibattito su problemi di carattere religioso? E questo qui ha domandato a qualche dirigente e mi ha risposto. Ma questi mi hanno detto: fino ad oggi noi non abbiamo mai trattato l'argomento religioso perché nessuna associazione in Italia ci ha mai chiesto di affrontare il problema religioso. Allora, se è vero che non hanno mai chiesto, la domanda è questa qui, e va bene, adesso discutiamo. Allora, questa qui è l'affermazione che mi è stata fatta. Allora, per dimostrare che esiste della gente che si interessa a un argomento, io penso che si sarebbe, io abito a Roma e quindi certe cose le so. Allora, si dovrebbe che cosa fare? Una manifestazione pubblica, cominciare col fare una pubblica manifestazione davanti alla sede della RAI, Mediaset, Tele Monte Carlo, televisioni nazionali,
facendo vedere che esistiamo come persone fisiche, accompagnare la nostra manifestazione con lettere ufficiali ai dirigenti delle tre televisioni nazionali per chiedere che si organizzino finalmente dibattiti sul problema religioso, visto in tutti i suoi aspetti ed implicazioni. In tutti i suoi aspetti ed implicazioni. E adesso, dato che mi fanno segno di stringere, vedo col mio unico occhio un segno estremamente indicativo. Con un occhio sì, ci vede. Allora, non ho fatto in tempo a fare solo la critica al lettere di presentazione, al volantino di presentazione. E qui, visto che chi mi ha fatto il segno è il Presidente, e allora la prima critica va al Presidente. Perché? Dovrei interrompere, perlomeno, caro Presidente, è figlio di per te. Dovrei prendere di petto pure la signora che ha detto che non dobbiamo protestare, ma insomma, lasciamo perdere, non ci arrivo. Allora, lei ha parlato di Pio V, o tu hai parlato di Pio V, chiedo scusa, di Pio IX, hai parlato di Pio IX, ma parlando di Pio IX ti sei limitata a indicare le iniziative antiliberali, antidemocratiche che egli ha sempre espresso, dopo che inizialmente era riformatore, poi è diventato un retrogrado conservatore. Pio IX, forse nessuno sa perché qui non esiste nemmeno un bollettino di collegamento tra le associazioni laiche. Noi a Poggio Misteto, cittadina della vicina Roma, dove si svolge ogni anno il carnevale anticlericale, abbiamo fatto eleggere santo Stefano II, che è stato quello che ha dato origine, inventandosi il falso documento, la falsa donazione di Costantino allo Stato della Chiesa. L'abbiamo fatto nominare santo patrono dei truffatori. C'erano circa 5.000 persone in piazza, insomma, abbiamo fatto quello che potevamo con i nostri scarsi mezzi. Abbiamo fatto nominare Pio V, santo patrono degli eretici. Perché? E qui veniamo a Papa Pio IX. Papa Pio IX ha commesso la dabbenaggine di organizzare il Concilio Vaticano I. E al Concilio Vaticano I egli ha praticamente imposto, con l'opposizione di diversi cardinali di non italiani, ha imposto l'infallibilità morale e dogmatica. Un verdetto che sancisse l'infallibilità morale e dogmatica di tutti i papi passati, presenti e futuri. Al prossimo carnevale del prossimo marzo noi lo faremo nominare santo patrono degli imbecilli. Per qual motivo? Egli non sapeva evidentemente dell'esistenza di Pio V e di quello che ha combinato Pio V all'umanità. Pio V è quel famoso papa che inizialmente era capo della Santa Inquisizione, il quale nel 1566, diventato Papa, dando attuazione a un decreto del Concilio di Trento, diede alle stampe il primo catechismo ufficiale della Chiesa Cattolica. E nel primo catechismo ufficiale della Chiesa Cattolica Pio V che cosa ha fatto? Ha modificato il testo del sesto comandamento biblico, il quale notoriamente tutti lo sanno, soprattutto gli sposati lo sanno, dice non commettere adulterio. Gli sposati che commettono adulterio lo sanno, non è che c'è questo comandamento. Lui lo ha fatto diventare, per iscritto, non commettere atti impuri. Non commettere atti impuri. Con questo sistema lui ha creato la morale del sesso, si è inventata la morale del sesso, ma si è sostituito nel fare questo addirittura al Padre Eterno. Perché se i 10 comandamenti hanno un significato, non per me, ma per i cattolici, i cristiani tutti, questi comandamenti sono stati dettati a Mosè, niente poco di meno che dall'Altissimo, da Yahweh. Qualcuno lo chiama Yahweh, qualcuno lo chiama Allah, qualcuno lo chiama Dio, insomma sempre il motore prima, no? L'essenza. Allora, se il Padre Eterno ha deciso di dare questa definizione, lui si è sostituito addirittura al Padre Eterno. E così facendo è diventato il principale eretico che sia mai esistito al mondo, perché è uno che si permette di modificare senza nessuna motivazione addirittura un comandamento del Padre Eterno, non può che essere il più grande eretico. Ed è stato quello stesso eretico che appena 20 anni prima del processo a Giordano Bruno, no? Ah, secondo segno. Va bene. Adesso, siamo... Ecco, quindi, per qual motivo dicevo quindi, santo patrono degli imbecilli? E questo avrebbe dovuto essere citato, perché Pio V fu addirittura santificato, ed essendo stato santificato nel 1712, essendo stato santificato,
tutta la gerarchia ecclesiastica che si è succeduta è corresponsabile in questo cambio della dizione del sesto comandamento. E allora, che è successo? Che alla chetichella, siccome i tempi stanno cambiando, qualcuno se ne sarà accorto, nel 1992, cioè appena 9 anni fa, la Chiesa Cattolica alla chetichella ha ripristinato la dizione precedente. Ripristinare la dizione precedente significa che oggi si riconosce che Pio V ha commesso un gravissimo arbitrio. Tuttavia, siccome ha detto Pio IX che tutti sono infallibili, allora come la mettiamo? Se adesso hanno ripristinato la dizione precedente significa che Pio V aveva sbagliato. Naturalmente per una persona normale si capisce che aveva sbagliato, ma se la Chiesa Cattolica ha riconosciuto dopo 4 secoli che questo aveva sbagliato, significa che Pio IX, facendo sancire il principio della infallibilità morale e dogmatica, è da considerarsi il più grande degli imbecilli che ci siano al mondo. Bene, io richiamo sempre alle necessità del tempo, anche perché alle 11:30, come qui è segnato l'intervento di Roberto Vacca, andrà senz'altro ad iniziare, e quindi se dovessero esserci altri intervenuti prima, io sarò costretto anche a depennarli, perché, ripeto, i tempi vanno rispettati per tutti. Grazie. Allora, per un breve intervento, il signor Sergio Martella ha chiesto di poter intervenire. Sono del Luogo di Padova, intervengo sulla questione non tanto del libero pensiero quanto del pensiero laico, perché sono convinto che non è sufficiente semplicemente garantire i diritti costituzionali, ma portare una critica culturale e ideologica anche alla Chiesa Cattolica. E brevissimamente leggo solo una lettera pubblicata sul Mattino di Padova e sul Gazzettino nello stesso giorno, che è del 28 agosto, in piena Papa Bois e sapete, Giubileo a Roma. Il titolo della lettera è Una cultura di vita, non di morte, la firma è a nome mio, sono Sergio Martella, ma anche dei giovani nati di Padova. Il giubileo dei valori cristiani è stato segnato da rinfiorire gli atti di crudeltà e di ferocia sessuale. Pedofilia, violenza e immaturità affettiva sembrano riecheggiare gli anatemi di colpa, da sempre cardine dell'insegnamento della Chiesa romana. Una pedagogia che assimila la stessa origine alla colpa, cioè al peccato originale. Si dice che non ci siano più valori e che per questo preminente motivo il degrado avanzi nei comportamenti sociali e giovanili. È tuttavia evidente a tutti quanto gli stessi valori cristiani detengano saldamente l'egemonia della formazione e della morale in campo religioso come in quello laico. Come si concilia questa contraddizione? È possibile che a nessuno venga in mente che proprio questi valori, basati sull'esaltazione del valore salvifico del sacrificio umano, siano profondamente sbagliati e inefficaci per una corretta formazione etica? È concepibile affermare che il sacrificio del figlio in croce possa giovare ai destini umani senza istigare di pari passo gli effetti più efferati degli istinti di distruzione negli animi più labili e malformati? Mors tua vita mea, la morte del figlio per la salvezza dell'umanità. È questo un valore etico? Lo spirito cristiano, trino e tribale, non lascia ambiguità. Ai giovani, educati cristianamente, non resta altra alternativa: o l'autolesionismo nell'impatto nella vita, e se ne vedono gli effetti, o la disobbedienza ed il peccato. Le ragazze di Chiavenna, che uccisero la suora, sono state educate al catechismo della scuola e della parrocchia, così pure le ragazze di Foggia, che uccisero l'amica. Diabolico o di poveri cristi è il destino dei giovani cristiani. Solo un'etica laica, universale, rispettosa dei diritti umani è in grado di affermare che la salvezza dell'umanità è nel discernimento del vivere civile, non nella disgraziata morte di un predestinato. Oggi più che mai abbiamo bisogno di una etica che insegna a vivere, non a morire. Si può esaltare in modo così esteso il ruolo salvifico della morte, come fa la pedagogia
perché l'Olocausto divenga una realtà effettuale. Affermare ciò in coscienza vuol dire professare una cattiva fede. Quale amore ha bisogno di sacrifici umani? La firma è a numero dei giovani atei e il mio personale Sergio Martella. Prego la signora, ringrazio, e prego la signora Gazzola, Chiara Gazzola, che si è iscritta a parlare. Come vuole. Inizio questo mio intervento con una citazione tratta dall'introduzione della Fattoria degli animali di Orwell, introduzione più volte censurata all'epoca in cui venne scritta. Per ogni dato momento c'è un'ortodossia, un corpo di idee che presumibilmente tutti i ben pensanti accetteranno senza batter ciglio. Non è espressamente proibito dire questo o quest'altro, ma non va fatto. Chiunque sfidi il conformismo corrente si troverà zittito con un'efficacia sbalorditiva. Queste parole di Orwell, ovviamente ispirate da un contesto diverso da quello attuale, penso però siano di grande attualità se le rivolgiamo al ruolo della Chiesa Cattolica. Ci è permesso essere critici o di sinistra, purché non si metta in discussione il ruolo che il Vaticano, come è stato ribadito più volte in questo convegno, svolge nei confronti della politica e della questione sociale. Il potere che la Chiesa Cattolica esercita attraverso i mass media è opprimente e sono allarmata dal consenso univoco, compreso quello di certa sinistra, che fino a qualche anno fa prendeva posizioni più scomode. Quando sentiamo pronunciare la parola laicità, questa prende spesso il significato di dialogo col mondo clericale. E che significato ha il dialogo quando si dà per scontata una posizione di sudditanza, se non in termini di spartizione del potere. Wojtyla è descritto come rivoluzionario, femminista, quello che sta dalla parte delle minoranze e dei poveri del mondo, e nello stesso tempo si continua ad insistere sulla supremazia della Chiesa Cattolica. Sembra quasi che il ragionamento sia: se Wojtyla è tutto questo, cioè se Wojtyla è un rivoluzionario, come ci può essere spazio per altre voci? Noi invece questo spazio lo dovremmo trovare, lo dobbiamo trovare. A mio parere, per dire anche che il Vaticano è la multinazionale più potente, che è sempre presente dove ci sono interessi economici da difendere o da conquistare, che finanzia guerra e benedice e santifica gli assassini più crudeli della storia, che le istituzioni pubbliche sono sempre più succubi della sua ingerenza, che la società è impregnata dell'arroganza cattolica. Potrei fare l'esempio del finanziamento pubblico alle scuole private, che vanno ben oltre quanto è stato sancito dallo stesso concordato craxiano. Questo pesante anno giubilare ci ha visto organizzare a Roma le 3 giornate di febbraio in occasione del 400° anniversario dell'uccisione di Giordano Bruno. Il 1° maggio in solidarietà alle lotte dei lavoratori, mentre lo si vuol far diventare la festa di San Giuseppe. La nostra presenza anticlericale al Gay Pride di luglio. Il 20 settembre a Porta Pia. Tutte occasioni che ci hanno visti impegnati con una presenza anticlericale e per la libertà di espressione. E dico libertà di espressione perché la libertà di parola e di pensiero non basta più. Dobbiamo cercare di essere più incisivi. Penso che il concetto di libertà di espressione non abbia niente a che vedere con quello del diritto. Accettare, cioè accontentarsi di avere dei diritti, è come accettare di essere tollerati. Che l'intolleranza sia un concetto negativo, questo non significa che la tolleranza sia un concetto positivo. Io voglio il rispetto della mia soggettività, voglio la libertà di esprimermi senza dogmi morali imposti dall'alto di qualsiasi religione o di qualsiasi politica, anche se questa si dipinge di sinistra, e non sarò mai libera in una società strutturata sulla disuguaglianza. Le campagne che dovrebbero vederci uniti come associazioni laiche ed anticlericali dovrebbero avere questo filo conduttore sulla libertà di espressione. Essenzialmente, se ci siamo, facciamoci sentire. Se siamo scomodi faremo più fatica, ma non cadiamo in tranelli istituzionali. Cercare appoggi significherebbe togliere già in partenza validità alle nostre battaglie, essere ricattati o sminuiti nei contenuti. Il metodo è importante quanto la sostanza di ciò che portiamo avanti. Una riflessione sui metodi è basilare se vogliamo efficaci.
Per esempio, l'abolizione dell'ora di religione nelle scuole va proprio inquadrata in una battaglia più vasta sulla libertà di espressione e sul rispetto delle diversità. Se nella scuola pubblica il concetto di uguaglianza fosse rispettato veramente, nessuna confessione sarebbe presente. Stiamo preparando per novembre, come Associazione per lo Sbattezzo a Fano, un convegno contro il trattamento religioso obbligatorio e lì proporremo anche una carta per difenderci da questo trattamento religioso obbligatorio. E in quell'occasione ci auguriamo vi sia la partecipazione di molti a non cuore queste tematiche. Come ostacolare l'ingerenza economica e politica del potere clericale, visto che pretende di essere l'unico ad essere portatore di verità, l'unico a dover impartire lezioni, l'unico a dover esprimere giudizi su qualsiasi argomento? Che priorità scegliamo come associazioni e come individui per una nostra presenza nel dibattito etico e culturale? Che ruolo ci diamo in una società che, falsando palesemente i dati, viene descritta come maggioranza cattolica? Questi sono interrogativi che io pongo alle persone presenti, ovviamente. Speriamo che ci sia un dibattito in questo senso. Grazie. Ringrazio la signora Gazzola anche per il contributo che ha dato nei confronti del problema dell'unità d'azione di tutta questa miriade di associazioni laiche che molto spesso, ahimè, esercitano ognuna la propria attività senza il coordinamento necessario per produrre risultati tangibili. E do la parola all'ultimo iscritto a parlare stamattina, il signor Mario Batuzzo di Verona. Grazie. Dopodiché la parola sarà al professor Roberto Vacca. Grazie. Sono Mario Batuzzo del Circolo UAR di Verona. Verona, come tutti sapete, è una città bigotta e famosa per le sue enormi efferatezze. Un giornale americano ha definito Verona, per il suo razzismo, l'Alabama d'Italia. Che fomentano l'intolleranza e la xenofobia a Verona sono ovviamente le destre storiche e moderne e gli integralisti cattolici, che, guarda caso, a Verona sono molto ben organizzati. Sono sostenuti dalla curia e dai grandi poteri economici della città. Ricordo che la Banca Popolare di Verona gestisce i versamenti dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. A Verona esistono 3 associazioni integraliste: il Sacrum Imperium, Principe Eugenio e Famiglia e Civiltà. Ciascuna di queste associazioni ha circa 1000-2000 associati. Il governo della città cerca sempre di minimizzare i fatti per salvare l'immagine della città stessa. Ma l'intolleranza e le cose che spesso accadono, per esempio, dovete pensare che in Consiglio Comunale recentemente è stata fatta la proposta di far salire e scendere gli extracomunitari dagli autobus con una porta separata. C'è la proposta di far castrare gli omosessuali per evitare così la richiesta di legalizzare le coppie di fatto. Voi direte che tutto questo non merita commenti, però è indice del basso profilo di cui è composta la Giunta Comunale di Verona. La tragica morte di Cesar Karabowski, il polacco che è morto bruciato vivo nel rogo di Piazza Isolo pochi giorni fa, e della quale è stata data una spiegazione frettolosa, l'aggressione poi di lunedì scorso del professor Luis Marsiglia da parte di un gruppo di neonazisti sono soltanto gli ultimi di una lunga serie di episodi di violenza e di intolleranza, espressione del clima culturale e politico della nostra città. Non meno grave risulta l'appoggio e il finanziamento offerti all'amministrazione provinciale alle iniziative dei gruppi integralisti cattolici che istigano all'odio razziale e alla persecuzione dei diversi. Per denunciare tutto questo e questo stato di cose si è recentemente formato a Verona un coordinamento laico antirazzista chiamato Cesar K, appunto dal nome del polacco recentemente bruciato vivo Karabowski.
Il Circolo di Verona, dell'UAR di Verona, di cui io faccio parte, non solo aderisce a questo coordinamento, ma ha contribuito anche alla sua nascita. Gli obiettivi del coordinamento sono quelli di diffondere i valori di comunanza e civiltà. Ieri sera, vi ho partecipato anch'io, c'è stata una bellissima fiaccolata di giovani, di ragazzi delle scuole di tutta la città, la maggioranza dei giovani delle scuole di tutta la città, sensibili a questi fatti, hanno fatto una fiaccolata sfiorando il Vescovado, il Duomo, la sinagoga e per poi concluderla in Piazza Branda. Oggi pomeriggio ci sarà un'altra manifestazione organizzata dalle forze laiche. A questa manifestazione dovremmo farà parte senz'altro tutta la cittadinanza che intende reagire e risvegliare la società civile di Verona. Concludo, perché ho promesso di essere breve, dicendo che sono felice di essere a questo convegno, indice, spero, di un reale risveglio delle forze laiche di questo Paese. Scrocifizziamo l'Italia. Ringraziamo l'amico di Verona anche per i delicatissimi problemi che ha sollevato e angoscianti per tanti aspetti della convivenza civile, sul quale mi astengo da qualsiasi commento perché il problema meriterebbe ben altro.